Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, il titolo tratterà degli angeli colorati e delle varie canalizzazioni che si trovano sui vari social o magari sui giornali e così via. Ma prima di iniziare, cari amici, vi chiedo di iscrivervi al canale di De Garda e del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel gruppo di Telegram dove ogni lunedì sera abbiamo degli incontri di studi su esoterismo ed eventualmente se vi scappa anche un bellissimo like è sempre ben accetto. Mi raccomando, iscrivetevi ai due canali, il De Garda e Marietto Veneziano. Bene, iniziamo un po' a parlare di questa cosa perché è un tema un po' piuttosto caldo, visto che nei mesi scorsi, ma piuttosto anche anni scorsi, mi contattavano via telefono, WhatsApp, PVT, email per chiedermi di questi soggetti che dicono di essere in contatto con entità altissime e angeli colorati di ogni specie, il Michelangelo, il Raphael e così via. Allora, prima di tutto bisogna mettere in chiaro una cosa. Io questi soggetti non li conosco, ho solo sguardato, ho fatto uno sguardo veloce nei vari social, così però non mi interessa sinceramente. Però è chiaro che quando qualcuno mi telefona per avere informazioni a livello professionale, io chiaramente devo dare quello che ho imparato dai miei maestri, dai miei insegnanti. Bisogna prima di tutto capire che per poter parlare o avere rivelazioni o comunicazioni con entità spirituali creati dal creatore, come già detto in altre pillole, bisogna essere di un piano vibrazionale molto alto. Questo come può avvenire? Può avvenire o che uno se lo eredita dal suo karma, perché magari per tante generazioni è stato come si suol dire, un tibetano, un monaco tibetano, un eremita tibetano, oppure per studi tramite, studi severissimi tramite l'alta magia operativa. Infatti voi sapete che la magia salomonica già 3000 anni fa, per poter essere riparato da entità che facevano i furbetti e si scambiavano per altre energie, forze, si mettevano dentro il cerchio. Quindi la prima cosa da capire è che chiunque si spacci per un maestro che può parlare o canalizzare con gli angeli, chiaramente, sicuramente è un maestro, cioè è un maestro, è un mago di alta magia operativa e quindi non lo va a mettere in piazza anche perché uno che ha queste capacità, cioè mettersi in contatto con le forze angeliche, e questo qui, quando dico forze angeliche, non intendo dire forze con le ali, personaggi con le ali, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, con la spada fiammeggiante. Parlo proprio di forze, forze create dal creatore per mantenere in equilibrio questo cosmo, questo modo di essere del cosmo. Non sto parlando di geni o di vampiri astrali. Allora, quando uno capisce che queste forze esistono e che magari qualche religione di Stato se n'è appropriato, ma che effettivamente non aveva niente a che vedere con le religioni di Stato e queste cose, capisce che nella realtà sì, si può attivare o mettersi al cospetto di queste forze, però ci vuole prima di tutto una conoscenza e una profondità e una qualità di anima altissime. E poi ci vuole tempo, cioè per darvi un'idea, se uno pensa di dover parlare con una forza angelica, non è che oggi fa il numero di telefono e le forze angeliche ehm, rispondono. Bisogna una preparazione di mesi. Mesi cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, bisogna astenersi dal sesso, non bisogna mangiare carne, anche perché la carne tiene delle vibrazioni di morte. Non bisogna fumare sigarette, chiaramente bisogna tenere il corpo illibato, bisogna avere una pace mentale illimitata e quindi dopo un mese, allora
giusta in cui si vuole chiamare questa entità angelica, questa forza creata dal creatore, chiaramente si può tentare e bisogna elevare lo stato vibrazionale non solo della persona, ma di tutto lo spazio intorno alla persona, in modo che questa forza importantissima, altissima, riesca a penetrare in questo mondo materiale. Quindi voi capite da quello che ho detto che pochissime persone al mondo riescono a fare una cosa del genere. Quindi che cosa vuol dire? Che tutti quelli che millantano di riuscire a fare operazioni magiche di questo tipo, molto probabilmente gli si presentano delle forze, magari anche non facendo questi studi, questi trattamenti, queste operazioni di alta magia operativa, questi rituali di preparazione per fare scendere queste entità, magari non le fanno, arrivano delle forze, però queste forze, come spiegato in altre pillole, non sono nient'altro che o parassiti astrali o vampiri energetici o larve o fantasmi che si spacciano o egregori o guardiani negativi, guardiani praticamente invisibili che però sono negativi perché vogliono ingannare chi li chiama e si spacciano per un santo o un angelo o un arcangelo e quant'altro. Ma che cosa succede a questi signori che praticamente fanno queste millanterie? Prima di tutto, se veramente sapessero che hanno questi doni e fossero all'altezza di fare questi doni, non li farebbero mai, per il semplice fatto che una persona che riesce ad, come ho già detto prima, ad attirare in questo piano materiale queste persone ha un'anima si chiama buddhica e quindi praticamente non avrebbe bisogno neanche di millantarlo per il semplice fatto che già la sua presenza porterebbe intorno a lui pace, amore e materialità in abbondanza. Quindi voi capite che chiunque millanta canalizzazioni di santi, arcangeli, angeli e tutte le schiere di questo mondo in mano alle religioni di Stato, capite bene che purtroppo vi sta portando qualche genio, qualche parassita, qualche egregore parassitario. E il problema è che queste persone generalmente hanno un tasso di vita molto molto corto in rapporto alle loro prospettive di vita. E in più c'è un altro problema, che chiunque va a contatto con queste persone purtroppo viene in un certo senso, è come se questa persona che va a contatto con questi canalizzatori aprisse una porta nella sua aurea e dopo un po' questa aurea viene danneggiata da queste, come si suol dire, larve astrali che poi in fondo alla fine sono egregore. Quindi che cosa vi vuole dire oggi il vostro Marietto? Vuole dire che chiunque millanta di dover parlare, di poter parlare con queste entità angeliche, prima di tutto, se veramente fosse così, non lo spargerebbe ai quattro mondi, ma se lo terrebbe per lui. E poi voi dovete anche capire che un'entità angelica, ipotizziamo che un mago fortissimo riesca, un mago rosso fortissimo riesca ad attirarla su questo materiale, ma voi pensate che abbia tempo di parlare con gente che praticamente vivono in un mondo così messo male? Cioè voi vi dovete rendere conto che queste entità così altissime hanno totalmente un altro modo di vedere le cose che noi e quindi non è che a queste entità possono dirci di fare del bene o del male, perché chiaramente hanno un'altra visione dell'insieme. Quindi, cari amici, perché vi dico questo? Perché in questi giorni, in queste settimane, ma anche nei mesi scorsi e negli anni scorsi, sentivo sempre gente che mi diceva, ma quello fa così, quello canalizza di là. Tutto ciò che viene canalizzato in certi ambienti non è sicuramente fatto da corpi buddici, ma da persone che magari anche per mancanza di conoscenza veramente si sentono o magari pionieri di questa materia o prescelti, ma nella realtà sono parassitati. Bene, cari amici, solo questa piccola pillola per spiegarvi che purtroppo le strade che portano all'inferno sono sempre lastricate d'oro.
Quindi il vostro Marietto finisce qui, vi chiede se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Ildegarde Marietto Veneziano e di venirci trovare nei nostri gruppi social. Grazie e alla prossima, ciao!